Notte di giornata, chiamate radunata. Silenzio. Azie. Ragazzi allineati. Riposo. Sappiate che a momenti sarà con noi il nostro colonnello. Certamente vi farà delle domande e voglio fare bella figura. Esposito Pasquale? Comandi, signor Tenente. Cosa fai con quel dito nel naso? Signor Tenente, mi stavo togliendo un corpo estraneo dall'ambiente. Silenzio! Silenzio! No, silenzio tu, animale! Silenzio tu, animale! Insomma, vi schiaffo tutti dentro! Schiaffo tutti dentro! Ma insomma, tu sei il primo! Signor Vatti al tuo posto! Signor Tenente! Anzi, fermati! E dimmi un po', quali sono i primi 3 elementi per la suddivisione del moschetto? Oh. I primi 3 elementi della suddivisione del moschetto sono 2, cassa e canna. Idiota che non sei altro, è il meccanismo di caricamento e sparo, non ti interessa? No, signor Tenente. E perché? Perché non sa ci sparare. Ma ti sparo io! Già so che ma perché gridi, animale? Ma metta paura di palle, signor Tenente. Va bene, vai al posto, poi ne riparleremo. Silenzio! Saluto al colonnello. Riposo, ragazzi. Cosa fai tu a terra? Signor colonnello, sono andato per spostare la coscia sinistra indietro e mi ha preso una storta. Silenzio, ragazzi. È spiritoso, eh? Dunque, il vostro superiore mi ha raccontato che siete dei ragazzi in gamba. Mi fa piacere. Vieni avanti tu. Voglio farti qualche domanda. Come ti chiami? Sanetto Visentin, signor colonnello. Di dove sei? Sono di Venezia, signor colonnello. Bravo. Dimmi una cosa, Visentin. Se mi rispondi bene, ti do 10 giorni di licenza. Dimmi un po', ti piace la vita militare? Sì, signor colonnello. Cosa ci trovi di bello? Tutto. Vita serena e attaccamento alla patria. Cosa rappresenta per te la patria? La patria rappresenta per me mia madre. Bravo, a posto. Vieni avanti tu. Come ti chiami? Esposito Pasquale, signor colonnello. Al paese mi chiamano Pasqualone perché dicono che sono molto chiatto. Di dove sei? Napoletano, esattamente di Pollena Trocchio. Sono cresciuto a Barletta. Bene. Dimmi una cosa, Esposito. Voglio mandarti in licenza. Ah, meno male, va. Cosa ci trovi di bello sotto le armi? Ah, niente, signor colonnello. Tutto brutto. Poco sale dentro la pasta asciutta, quasi sempre scondite, e poi qualche volta troviamo pure le pietrine per accendisigare dentro il minestrone, signor colonnello. Silenzio! Silenzio! Beh, forse sincero. Di questo ne prenderemo atto. Dunque, Pasquale, cosa rappresenta per te la patria? La patria per me rappresenta la madre di Zarotta Vicentino. Non ridete! Non ridete! Cosa dice Esposito? Tutt'al più tua madre? No, signor colonnello, perché io a mia madre non l'ho mai avuta. E che c'è da ridere, imbecilli? Imbecille. Dovreste piangere piuttosto. Tosta. E non ripetere sempre quello che dico io. Io? Esposito, Signor colonnello. 10 giorni di licenza. Grazie. Sei contento? Grazie, signor colonnello, contentissimo. Solo così potrò andare a abbracciare la mia Immacolata che non vedo da tanto tempo. E poi per 10 giorni non vedrò più queste facce di cretino che ridono sempre sulle mie spalle. Immacolata, Immacolata, senza te chi può campare, senza te chi può marciare. Mi danno in punizione, mi mettono in prigione, mi chiamano imbecille, so imbecille che c'è già fa.